Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. A Catania la devozione per Sant'Agata non si ferma, tra processioni, folklore, visite alla cattedrale. La città vive una domenica di fede con musica, carrozze storiche, strade da ripulire dalla cera. I visitatori continuano ad affollare il centro. Niscemi affronta la terza domenica di emergenza. La frana rallenta, ma gli sfollati restano oltre 1500. I vigili del fuoco installano un nuovo campo e da domani partono i recuperi dei beni nelle case evacuate. Paura al pronto soccorso di Agrigento. Un uomo aggredisce un infermiere a calci e pugni e lo minaccia di morte davanti alla polizia. Arrestato, dovrà rispondere di lesioni e minacce gravi. Basile si dimette, la sfida per la Sicilia prende il via. Le elezioni locali diventano così la prima prova in vista delle regionali 2027. Medicine troppo costose per molti a Palermo, parte così la giornata di raccolta del farmaco per aiutare chi non può curarsi. Calcio, vittoria sofferta per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato l'Empoli per 3-2. Decisiva la doppietta di Poyan Palo, rosanero a 2 punti dal secondo posto. Serie C, il Catania verso una settimana decisiva, in programma 2 partite cruciali contro Cerignola e Siracusa. Intanto si attende il saldo e la chiusura dell'acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo. Bentrovati, ancora voglia di Sant'Agata. Catania infatti vive un'atmosfera di festa con tanti fedeli, con tanti devoti che approfittano appunto della giornata per un saluto, un ulteriore saluto alla patrona, al comune. Gran finale di mattinee musicali. Sul fronte della viabilità, martedì la riapertura di Via Caronda. Tonino De Mana. Beautiful Sant'Agata. Dal Giappone a Catania è sempre contagiosa la voglia di far festa per la patrona Sant'Agata. Dopo il bagno di folla di una 3 giorni intensa ed indimenticabile per devozione, folklore e partecipazione, la giornata domenicale è l'occasione per visitare la cattedrale. È forte il richiamo di Sant'Agata, c'è chi è stata in processione ed è tornata. Sono stata per la festa, è stato uno spettacolo e oggi sono ritornata. E chi invece ha approfittato della domenica per vivere ancora l'atmosfera di Sant'Agata. Sono emozionatissima perché sono guarita da una malattia, ecco. Come ogni anno noi siamo devoti e veniamo qui a onorare la nostra santa patrona. Anche se io sono del paese di Pippo Baudo, in Militello in Val di Catania, abbiamo i nostri patroni, però Sant'Agata rappresenta qualcosa di importante. In molti si fermano ad osservare la carrozza del Senato, l'abbiamo vista uscire il 3 febbraio, altri sono attratti dal Fercolo a Casa Vara. In piazza incontriamo una guida turistica, raccogliamo le sue impressioni. Noi abbiamo visto quest'anno per esempio molti orientali che siano giapponesi o dalla Cina, però moltissimi erano anche dietro il Fercolo di Sant'Agata. Tanti visitatori a Palazzo degli Elefanti, sede del comune, per il gran finale dei matinee musicali. In strada è un'altra musica, quella dei clacson, dove per la viabilità si attende soltanto la riapertura di Via Caronda, chiusa al traffico per la rimozione della cera. La strada, intoppi permettendo, sarà transitabile da martedì. E adesso andiamo a Niscemi, dove si vive la terza domenica di emergenza, oltre 1500 le persone ancora fuori casa, mentre il fronte della frana rallenta. Tra recuperi, verifiche tecniche e riunioni operative, il paese prova lentamente a rialzarsi. Gerry Italia. Terza domenica di passione per Niscemi, ma tra paura e incertezza il paese tenta un ritorno graduale alla normalità. Oggi verrà installato un nuovo campo dei vigili del fuoco e da domani pomeriggio partiranno le operazioni di recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate all'interno della zona rossa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana, la zona più a rischio crollo. I vigili del fuoco accompagneranno i residenti che, costretti a abbandonare in fretta le proprie case, hanno lasciato indietro ricordi e beni di una vita. Prima le verifiche tecniche con strumenti capaci di
rilevare anche minimi movimenti del terreno, poi l'accesso controllato agli edifici, fino a 60-80 interventi al giorno, meteo permettendo. Intanto ogni sera alle 18 in prefettura a Caltanissetta continua a riunirsi il centro di coordinamento soccorsi. Comune, regione, protezione civile e vigili del fuoco fanno il punto su una frana che rallenta ma non si è ancora fermata del tutto. Il fronte supera i 4 km e lo scivolamento del centro storico prosegue lentamente verso valle. Gli sfollati ad oggi sono oltre 1500 nei quartieri più colpiti: Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo. Nella zona rossa restano 880 edifici interdetti. L'obiettivo dell'amministrazione è però ridurre il perimetro dell'area off limits non appena il terreno si stabilizzerà, per consentire a parte delle famiglie di rientrare ed evitare lo svuotamento del paese. Intanto Niscemi resiste tra negozi chiusi, disagi e preoccupazione e attende risposte, fondi e tempi certi per uscire dall'emergenza. Violenza in un pronto soccorso, andiamo ad Agrigento, dove un infermiere è stato aggredito da un 34enne che si rifiutava di liberare una barella. L'uomo ha anche minacciato di morte. L'operatore sanitario è stato arrestato dalla polizia. Davide Sardo. La violenza irrompe ancora una volta in corsia, un pronto soccorso trasformato in teatro di follia e paura. Calci, pugni e minacce di morte contro un infermiere è accaduto ad Agrigento dentro l'ospedale. Non voleva liberare la barella, una barella occupata senza alcuna ragione sanitaria. Quando l'infermiere di turno gli ha chiesto più volte di scendere perché serviva per un'emergenza, il 34enne ha perso il controllo, è andato in escandescenze e ha aggredito l'operatore sanitario con calci e pugni. Nemmeno l'arrivo della polizia è riuscito a placarlo. Davanti agli agenti ha continuato a urlare, arrivando a minacciare di morte l'infermiere. «Ti taglio la testa!» avrebbe gridato a gran voce. Tutto è successo nella scorsa serata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo, agrigentino, disoccupato e senza fissa dimora, sarebbe solito bivaccare da tempo nell'area di emergenza, dormendo sulle barelle. Ma quella sera la barella serviva davvero ed è scoppiato il pandemonio. Il 34enne è stato arrestato dai poliziotti, delle volanti della questura per minacce gravi e lesioni personali a operatore sanitario in servizio. È stata ritrovata intatta la cassa bancomat rubata a Giarratana, della quale cosa vi abbiamo raccontato nei nostri servizi di ieri. C'erano 60.000 euro, ma non sono riusciti appunto i rapinatori ad aprirla. Veronica Barbarino. Conteneva oltre 60.000 euro in contanti la cassa bancomat rubata la scorsa notte a Giarratana nel Ragusano. Un bottino importante, ma che alla fine Lupin e i suoi complici non sono riusciti a portare a casa. Le indagini dei carabinieri, infatti, hanno permesso di ritrovare nelle campagne della zona i mezzi rubati usati per mettere a segno il colpo e la cassa bancomat ancora perfettamente integra, probabilmente in attesa di essere recuperata. La Banca Agricola di Sicilia, ricordiamo, era stata presa d'assalto con una ruspa e la cassaforte caricata su un autocarro. Un'operazione rivelatasi più spettacolare che efficace. I mezzi ritrovati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo i rilievi tecnici, mentre la cassaforte è stata sottoposta a sequestro. Le indagini proseguono al fine di individuare i responsabili dell'ambizioso ma non riuscito colpo. Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, spiazzano una parte del centrodestra e di fatto fanno partire la corsa alle alleanze in vista anche delle regionali del prossimo anno. Maglio Viola. Parte da Messina la sfida in vista delle elezioni regionali del 2027 attraverso la prima competizione elettorale che conta, e a dare il via a tutto questo, rimescolando le carte, sono state le dimissioni di Federico Basile da sindaco della città dello Stretto. Non solo una sfida proprio per Messina. Il primo cittadino lascia per due motivi: da una parte si trova in minoranza in consiglio comunale e questo rende difficile ogni provvedimento. Succede da quando la Lega si è sfilata dall'accordo iniziale con Cateno De Luca. Basile lo ha detto chiaro lasciando l'incarico: sono stanco di dover combattere su ogni provvedimento. Ma il vero motivo politico è un altro. I sondaggi dicono, a sud chiama nord, che andare al voto adesso è più conveniente. Da una parte perché i movimenti locali come quello di De Luca vengono danneggiati dalla concomitanza delle elezioni contornate che vedono in campo i partiti nazionali. Dall'altra parte perché blindare entro l'estate Messina significa anche mettere una solida base da cui partire per l'assalto alla regione che Scateno ha già avviato
da Caltagirone. A rimanere spiazzato però è Gaetano Galvagno, il presidente dell'Ars ed esponente di Fratelli d'Italia, che non ha mai nascosto l'amicizia con il luogotenente di De Luca, il sindaco di Santa Teresa di Riva e deputato regionale Danilo Lo Giudice, e sotto sotto contava di portare i voti proprio di De Luca nel centrodestra in caso di candidatura. 90 giorni di commissariamento adesso non sono molti, il centrodestra insorge e prepara la battaglia, il centrosinistra pensa se allearsi già a partire da Messina. Bisogna cominciare subito a organizzarsi per le elezioni che cadranno fra maggio e giugno. 40 anni fa si apriva a Palermo il maxi processo contro Cosa Nostra, un colpo storico al cuore della mafia. Tra sense eccellenti e silenzi pesanti nasceva la battaglia di Falcone e Borsellino contro l'organizzazione criminale. Desiree Ferlito. Non erano tutti in aula quel giorno, mancavano i grandi boss di Cosa Nostra, latitanti, protetti da una Palermo piena di silenzi e complicità. Ma il 10 febbraio del 1986, con l'apertura del maxi processo alla mafia, lo Stato decise comunque di andare fino in fondo. Nell'aula bunker di Palermo sotto accusa per la prima volta l'intero sistema mafioso, nonostante gli assenti, nonostante i silenzi. Dei 476 imputati manca Totò Riina, arrestato 7 anni dopo. Manca Bernardo Provenzano, catturato 20 anni dopo quel processo. Con loro altri 80 nomi di primo piano. È un successo del pool antimafia guidato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un colpo senza precedenti al cuore di Cosa Nostra. L'inizio di una battaglia lunga, durissima, che porterà alla sconfitta dell'ala militare solo dopo le stragi del 1992. Una battaglia che però non è mai davvero finita, perché molti imputati di allora, considerati figure minori, sono tornati protagonisti negli anni successivi, come Settimo Mineo, che nel 2018 diventa il capo della cupola palermitana, o Giuseppe Guttadauro, il medico di Brancaccio per anni al vertice della mafia. Altri nomi, come Fratelli Graviano, custodiscono ancora oggi i segreti delle stagioni delle stragi e scontano l'ergastolo. Dal maxi processo nascerà anche la stagione dei collaboratori di giustizia, decisiva per svelare i legami tra mafia, potere e Stato. Quell'aula bunker segnerà una svolta storica, ma ha anche aperto una ferita profonda, un prezzo altissimo, la vita di quelli che ancora oggi sono l'espressione massima della lotta alla mafia, i giudici Falcone e Borsellino. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania dove la polizia ha smascherato una serie di irregolarità in 2 ristoranti del centro. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania la polizia smaschera le irregolarità di 2 ristoranti nel cuore della Movida. Nel primo, in piazza Manganelli, sono state sequestrate 110 basi per pizza indebitamente congelate, oltre a salumi e formaggi privi di tracciabilità. Il proprietario è stato denunciato per frode. Nel secondo locale, in via Santa Filomena, sono stati confiscati 60 kg di alimenti non tracciati e molti prodotti scaduti. Sono state elevate multe complessivamente per 24.000 euro. Sempre più famiglie devono rinunciare alle cure sanitarie perché non hanno i soldi per acquistare i farmaci. Un'istantanea desolante a Palermo e provincia, la povertà sanitaria colpisce 50.000 persone. Marco Gullà. Aumenta sempre più la povertà sanitaria e cresce il numero di persone che non hanno i mezzi economici per permettersi di pagare le cure o anche solo di acquistare semplici antipiretici, antinfiammatori e antinfluenzali, oppure uno sciroppo per la tosse. Un'istantanea preoccupante. A Palermo e provincia 50.000 persone non possono permettersi di acquistare i farmaci perché devono dare priorità ad altre spese. La povertà sanitaria ha raggiunto livelli veramente preoccupanti. Molto spesso nelle nostre farmacie i nostri pazienti non riescono neanche a pagare il ticket ove necessario, devono scegliere tra comprare un farmaco per un bambino ammalato, uno sciroppo per la tosse piuttosto che un antipiretico, piuttosto che sopperire a un bisogno di necessità familiare. Questo è sicuramente drammatico. Federfarma Palermo e il banco farmaceutico lanciano un particolare appello al cuore dei palermitani affinché quest'anno contribuiscano in maniera ancora più generosa alla giornata di raccolta del farmaco che si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio e le richieste sono già tante. La povertà si è notevolmente estesa
e coinvolge sempre più famiglie che prima magari erano al limite della povertà, ma le condizioni attuali le spinge a cadere in una fase critica. Molte sono le persone che non si curano. È capitato di recente una signora, per una semplice coincidenza c'era il cardiologo e gli abbiamo detto entra e fai una visita, in realtà ha problemi con il cuore. E adesso ci occupiamo dei dolci. La domenica molto spesso la tradizione vuole che sulle tavole dei siciliani ci sia il momento tanto atteso dei dolci. Tra i 6 più amati nel mondo, pensate, ci sono cannoli e cassata, ma sono davvero oggi sulle tavole dei siciliani? Sentiamo Francesco Aloi. Sono un carico di zuccheri, però ti dimentichi di essere al mondo perché sono una cosa fantastica. Soprattutto la domenica e nei giorni di festa sulla tavola non possono mancare i dolci. Tra quelli italiani più amati nel mondo, sul podio c'è la Sicilia. Primo il tiramisù, ma al secondo e terzo posto ci sono i cannoli e la cassata. Io ho molti amici, turisti che sono diventati amici, e la cosa che apprezzano sono la cassata e il cannolo. Ogni domenica nelle nostre tavole sono di diritto, diciamo. Sono proprio questi dolci che più di altri portano in alto il nome della nostra regione. Sole, mare, cultura e si sa, buona cucina. Tra i 6 dolci italiani più amati nel mondo, la Sicilia non poteva non esserci. Essendo dei dolci con abbondante zucchero, la conservazione è molto più lunga, però sono rimasti negli anni sempre dei capisaldi della nostra pasticceria. Naturalmente i medici nutrizionisti ribadiscono dolci sì, ma senza abusarne. È un'antica tradizione araba che è arrivata fino a noi e quindi siamo un popolo antico, per cui queste cose valgono. Ed è impossibile resistere. Sì, purtroppo sì. Tu fai delle cose assurde. Mio zio è morto di là da 2 giorni, noi siamo digiuni, tu ci porti i cannoli che a noi la glicemia ci schioppa a 3.000. T'ho detto potevi portare una cassata. Non ne avevano cassata! E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi con il calcio, subito con la vittoria del Palermo di ieri. E siamo al calcio, vittoria sofferta per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato l'Empoli, è finita 3-2, la doppietta del solito Poi Giampaolo porta i rosanero a 2 punti dal secondo posto. Marco Gullà. Sudata ma meritata, il Palermo continua a vincere la 6ª vittoria consecutiva ottenuta in casa. Al Barbera ieri i rosanero hanno sconfitto per 3-2 un ottimo Empoli, 3 punti che avvicinano i siciliani al secondo posto, distante 2 lunghezze dopo la sconfitta del Frosinone con il Venezia. Una partita rocambolesca quella del Barbera, un up and down di emozioni con i siciliani che alla fine hanno alzato le braccia al cielo grazie al rigore segnato da Poi Giampaolo. Eravamo un po' nervosi all'inizio, però poi la squadra, insomma, quell'1-0 poteva ammazzarla, invece ha reagito bene, anche il 2-2, una vittoria di grande spirito, di lotta, sono molto contenti. Sono i toscani a sbloccarla dopo pochi minuti, dopo una serie di rimpalli in area di rigore, è Guarino il più lesto a girare verso la porta di Joronen e firmare la rete del vantaggio. Doccia gelata per i 25.000 del Barbera. Il Palermo però non si abbatte, seppur senza brillare trova il pareggio con questo tiro di Gyasi che sbatte sul palo e poi carambola su Fulignati. Autogol dell'ex portiere rosanero, è 1-1. L'Empoli gioca meglio dei siciliani, Joronen però attento sugli attacchi dei toscani. Ripresa, entra Jonsen e la partita cambia proprio da un suo colpo di tacco. Inizia l'azione che porta al 2-1 del solito Poi Giampaolo. Il Barbera è una bolgia. Altro capitolo del match, il Palermo presta il fianco e l'Empoli sbuca dal nulla con Ebuei che batte Joronen per il 2-2. Una partita infinita. La gara va avanti, possibile rigore per il Palermo che l'arbitro non concede. Poi all'84esimo fallo su Bani, questa volta 0 dubbi, penalty netto che Poi Giampaolo trasforma con freddezza. È 3-2. 3 punti d'oro per il Palermo che centra il suo 11° risultato utile consecutivo.
Scelte definite per alcuni ruoli e ballottaggi, soprattutto in avanti per il Catania in vista del Cerignola. Primi giorni della settimana entrante decisivi anche per il versamento del saldo e la chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Marco Carli. Un weekend vissuto come una vigilia, mentre le altre, tranne il Trapani, sono scese in campo. La partita di martedì al Massimino con il Cerignola è per il Catania il primo di una serie di impegni ravvicinati, con i rossazzurri chiamati a giocare anche 3 match infrasettimanali, il primo appunto con i pugliesi, il secondo sempre in casa col Trapani, subito dopo l'altra sfida regionale in trasferta a Siracusa. Sono solo le prime 3 partite del Tour de Force con il Trapani, che sarà anche arbitro della sfida al vertice, visto che martedì ospiterà il Benevento al Provinciale e dopo una settimana troverà il Catania al Massimino. Incroci del calendario. Ballottaggi invece in campo per la sfida col Cerignola. Ad esempio nel ruolo di centrale di difesa a destra fra Pieracini e Ierardi. Carnieluti andrà in mezzo, Concelli a sinistra. Rientrerà dal primo Donnarumma sull'esterno di sinistra e a destra tornerà Casasola dopo la squalifica. Di Noi e Corbari si contendono la maglia centrocampo e poi lì davanti l'Abbondanza, di sicuro sulla tre quarti dove scalpita Bruzzaniti con lunette d'ausilio pronti come sempre all'impiego. Nel ruolo di attaccante favorito forte, ma in 7 partite così ravvicinate anche lì previsto turnover. I prossimi giorni, forse già lunedì, visto che la scadenza è il 10, saranno decisivi per il centro sportivo con il versamento del saldo e la conseguente chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Ma per queste operazioni non è necessaria la presenza fisica di Pelligra, che, impegni di lavoro permettendo, dovrebbe essere a Catania nella seconda metà di febbraio con l'obiettivo di assistere a partite interne in programma in quel periodo, come il match col Giuliano di domenica 22 e con meno probabilità, anche se il tentativo sarà fatto, la gara con il Trapani del 18. Spettacolare 2-2 tra Potenza e Siracusa al termine di una gara molto nervosa decisa dal rigore trasformato al minuto 102 da Contini per un pari che serve a poco ma consente ai Leoni di non finire all'ultimo posto in classifica. Marco Petrolito. Spettacolare 2-2 tra Potenza e Siracusa al termine di una gara molto nervosa decisa dal rigore trasformato al minuto 102 da Contini per un pari che serve a poco ma consente ai Leoni dopo 4 KO consecutivi di non finire all'ultimo posto in classifica. Siracusa subito intraprendente, al 14esimo conclusione di Frisenna parata da Cucchietti, dal corner palla Zanini che però calcia al lato. Dall'altra parte al 19esimo gran risposta di Farroni sulla conclusione ravvicinata di Schimmenti. Lucani in 10 dal 38esimo per l'espulsione di Selleri, ma nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, dopo un bel destro al lato di Frisenna, è la squadra di casa a passare. Felippe è bravo ad inserirsi e a finalizzare al minuto 55 un contropiede di Schimmenti. Il gol scuote la squadra di Turati che attacca subito a testa bassa. Al 71esimo Zanini ha sui piedi il possibile pallone dell'1-1 ma manda al lato da buona posizione. Gli azzurri ci credono e trovano il pari all'83esimo grazie ai neoentrati Di Paolo e Arditi, con quest'ultimo che è puntuale a staccare altissimo di testa e a battere Cucchietti. Al 91esimo però per i Leoni arriva quella che appare come una beffa. Maisto approfitta di un errore in uscita di Limonelli, espulso per un diverbio qualche istante più tardi, e mette un pallone in mezzo che propizia l'incredibile quanto sfortunato autogol di Capomaggio. 2-1, ma non è ancora finita. Il Siracusa non molla, al 102esimo pareggia grazie al rigore di Contini. Un punto che, nonostante sia arrivato in extremis, lascia comunque un certo rammarico in casa retusea, viste le tante occasioni sprecate, ed una classifica che comunque era e rimane difficilissima. Adesso testa al Cosenza nel turno infrasettimanale esterno di martedì e poi sabato prossimo Gran Derby casalingo con il Catania. Non ci sono aggiornamenti, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di domenica.